Sindaco col cappello alpino per il taglio del nastro della nuova rotatoria lungo la Marosicana ad Asolo. Un'opera importante per cancellare un altro dei punti neri della viabilità di Marca. È fondamentale per tutto il territorio dell'Asolano e della Pedemontana perché in questo punto si incrociano due arterie stradali che sono importanti con un flusso di oltre 12.000 veicoli al giorno. Io ricordo che in provincia negli ultimi 4 anni abbiamo messo a bando circa 18 milioni di euro e vedono 130 interventi su viabilità provinciale rispetto a quelli che potevano essere chiamati punti critici piuttosto che punti neri. Cantiere aperto il 12 ottobre, completato con un discreto anticipo, rende più sicura la confluenza tra la strada verso Riese e Castelfranco con quella da Bassano a Montebelluna. Madrina dell'evento, la vicepresidente della regione e assessore alla viabilità Elisa De Berti. Negli ultimi 6 anni sono stati aperti quasi 650 cantieri di messa in sicurezza della viabilità. I maggiori interventi sono per rotonde e piste ciclabili. Oggi solo il numero di persone presenti a questa inaugurazione ti fa capire quanto era attesa e quanto fosse necessario questo intervento. Una rotatoria dal valore di 750.000 euro finanziati da Regione, Provincia e dal Comune di Asolo e benedetta da Monsignor Liberio Andreatta, dove al centro ha trovato spazio una scultura in metallo dedicata alle penne nere, facendo diventare la rotatoria della Tavernetta la rotonda degli Alpini. È un significare l'alpinità in un territorio alpino per eccellenza, di fronte al Monte Grappa. Un monumento agli Alpini che però non ha dimenticato i muli. Significa storia, ricordare, portare avanti quei simboli che ci uniscono durante la vita militare che abbiamo passato assieme e che rafforza proprio l'amicizia e la sicurezza, perché dove va il mulo va anche l'alpino e viceversa.